Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, ci siamo anche per quest'oggi. Abbiamo Stella Battaglia con noi, ha fatto un buon Natale? Sì, ho fatto un buon Natale con la famiglia. 28 dicembre, lunedì 28 dicembre, l'ultima trasmissione di questo anno strano, stranissimo, funesto, tra virgolette direi per alcuni versi, 2020. Parleremo naturalmente di quello che è successo ieri in Serie B, perché come sapete tutti la Serie C riposerà e riprenderà il prossimo 9 di gennaio. Parleremo dell'ennesimo pareggio del Cosenza che non riesce a vincere al San Vito Marulla. Delle 8 partite disputate e la formazione di Occhiuzzi ha ottenuto 5 pari e 3 sconfitte. Parleremo invece della bella impresa della Regina in trasferta contro la Reggiana, 1-0 con gol diciamo sul finire di Bellomo. E naturalmente io passo la parola a Stella Battaglia per presentare i nostri ospiti. Vai Stella. Grazie mille Franco, buonasera amici sportivi, eccoci qui come di consueto con la nostra trasmissione replay in diretta ogni lunedì su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Vi ricordiamo di poter interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 345 921 12 21. Oggi 28 dicembre si alza il sipario di replay con una bellissima notizia. Lunedì 21 dicembre è nato a Roma, presso l'ospedale San Pietro, fate bene fratelli, il piccolo Francesco Segreto. Grande auguri. Nipotino del nostro coordinatore. Grazie, quindi grazie a voi, un augurio grazie particolare. Grazie Stella. Sono emozionato, sai? Sei emozionato? Un augurio particolare da tutti noi di Teleeuropa, al nostro coordinatore, al papà del piccolo Francesco che si chiama Marco, il figlio di Franco, alla mamma Paolina e alla sua nonna Rossana. Allora, vediamo un po', come già anticipato Franco, ieri si è giocata la 15ª giornata di Serie BKT, ricordiamo il risultato tra Reggiana e Regina, è terminato 0-1, tra Cosenza, Pisa, è terminato 1-1, ahimè, con un solo punto in classifica. La gara non è stata semplice, sono partiti con grinta, ma già si vedeva una grossa difficoltà nella gestione della palla. Di questo e di altro ne parleremo con i nostri ospiti in studio che vado subito a presentare. Un benvenuto particolare ad Alessandro Russo. Salve e buonasera. Ciao Alessandro, grazie. Buonasera a tutti. E al nostro mister Gianluca Gagliardi. Grazie Buonasera, per aver auguri accettato. a tutti, doppio a Franco. Grazie per aver accettato il nostro invito in trasmissione. La parola a te, Franco. Sì, allora io la giro subito agli ospiti in attesa di fare la nostra prima telefonata, poi vi diremo con chi. Allora, un giro subito per la partita di ieri, questo pareggio che il Cosenza ha ottenuto contro il Pisa, poi Roberto Chiuzzi a fine gara ha detto un buon punto conquistato contro una squadra forte. Dobbiamo dire la verità che il Pisa ieri insieme a Lecce è la squadra che ho visto a San Vito Marulla, quella che mi ha impressionato di più. Grande palleggio, grande tecnica, uomini che dirigono il centrocampo che vengono dalla Serie A come Gucher per esempio, che lo ricordiamo nel Frosinone, De Vitis, Mazzitelli stesso, insomma una gran bella squadra. Alessandro Russo. Ma una partita nella quale il Cosenza ha sofferto, dove il pallino del gioco è stato nelle mani del Pisa che ha dominato nella prima metà del primo tempo. C'è da dire che non tutte le partite possono essere gestite in stile Cosenza, perché di fronte ci sono gli avversari forti. Ricordiamo che il Pisa è riuscito a fare 3 pere a domicilio a Lecce, non è che proprio sia una squadra di parvenu il Pisa, è una squadra collaudata, con un allenatore che è in continuità con la stessa squadra e che è stata rivista e corretta, una squadra tosta, classica di Serie B con ottima qualità. Il Pisa ha avuto diverse occasioni gol, ha sbagliato un rigore, il Cosenza è stato efficace nel trovare il gol, non ha avuto la lucidità nel secondo tempo per fare le ripartenze in maniera giusta e trovare il gol del 2-0, nonostante il Pisa avesse ampiamente meritato anche di trovare il pari. C'è da dire che però il difetto di fabbrica del Cosenza, certificato dai numeri inflessibili del campionato, mi sembra Franco che il Cosenza sia il peggior attacco del campionato. Sì, vedremo subito la classifica dopo l'intervento di Gianluca. 11 gol fatti e 12 subiti in terza difesa del campionato, dicono che un problema oggettivo ormai è certificato ed è storicizzato, bisogna trovare il modo per far gol.
perché, lo dico a scanso di equivoci, mi sento di sottoscrivere ancora un plauso a come il Cosenza gioca, quindi al lavoro di Occhiuzzi e del suo staff, perché la squadra gioca bene, produce, ma il problema resta in maniera netta e nitida quello di poter far gol e chiudere o portare a casa i 3 punti. Allora, prima di sentire Gianluca Gagliardi, forse abbiamo una prima telefonata. Stella con Corriere dello Sport, dovremmo avere Tullio Calzone. Sei in linea, Tullio? Pronto? No. Non c'è nessuno? Ok, passiamo la parola a Mister Gagliardi. Mister Gagliardi, Gianluca, nel frattempo ci colleghiamo con Corriere dello Sport con Tullio Calzone, forse è caduta la linea. Sì, forse si sente un po' disturbato. Sì, ma comunque puoi andare, tranquillo. Sì, ieri è stata la classica partita tra una squadra in fiducia, in salute come il Pisa, perché viene da una serie di risultati anche abbastanza importanti, e una squadra che magari pesa nella testa e sulle gambe quello che è la mancata vittoria casalinga. Pisa che, come ha detto bene Alessandro, conferma l'ottimo lavoro fatto dal mister, che ogni qualvolta si è presentato qui a Cosenza mi è sempre destato un'ottima impressione, perché propone, ha delle idee anche importanti e che poi a lungo andare riesce ad ottenere anche dai suoi giocatori polivalenti una serie di movimenti con e senza palla importanti per la categoria. Ieri abbiamo notato in modo particolare questo 4-3-3 che in fase di possesso diventava una sorta di 3-2-2, perché c'era lo stesso De Vitis, ottimo giocatore, uno di quelli che io vorrei sempre avere, che si abbassava tra le linee, costruiva e dava la possibilità a Gucker di alzarsi tra le linee insieme a Vida e creare quella superiorità in mezzo al campo che spesso ci ha messo in difficoltà con gli inserimenti senza palla di Vito, che attaccava la profondità facilmente, e lì forse abbiamo un po' sbagliato qualcosina nel non leggere questi inserimenti. D'altronde, ripeto, il peso della mancata vittoria casalinga e incontrare una squadra che invece nulla aveva da perdere, ieri ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza, l'ho spiegato il mister Gianluca Gagliardi, che come ricordiamo è stato allenatore del Cosenza e della Triestina. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto con il Corriere dello Sport, con Tullio Calzone. Pronto Tullio? Franco, sì, sto ascoltando. Ah, stai ascoltando, ci sei, buon pomeriggio, allora grazie per essere con noi. Stavamo parlando di questo pari del Cosenza e naturalmente parleremo anche della vittoria della Regina. Come inquadriamo questa situazione, Tullio, intanto del Cosenza, che è l'unica squadra che ancora non ha vinto in casa, la Regina che con la guida di Barone è riuscita appunto ad essere corsara contro la Reggiana? Ma il Cosenza continua a esprimersi su buoni livelli sul piano della manovra, del gioco, anche se ieri è stato messo più volte in difficoltà da un'ottima squadra. Secondo me, io reputo il Pisa un'ottima squadra, perché sono diversi anni che gioca insieme, ha avuto qualche indecisione quest'anno perché ha cambiato alcuni elementi importanti, tra cui il portiere Gori, che è un portiere assolutamente della Serie A, e ha avuto qualche difficoltà, però poi sul piano del gioco, dell'impianto di gioco, D'Angelo sta lavorando da 3-4 anni su questo gruppo, 2 più 1 della promozione, sono 3 anni che, insomma, che giocano insieme, quindi è chiaro che è una squadra collaudata da questo punto di vista. Il Cosenza manca come al solito in concretezza, ieri è stato pure un po' sfortunato negli episodi, però credo che il punto stavolta sia andato stretto al Pisa, non al Cosenza. Punto stretto al Pisa e non al Cosenza, vai, continua. Per quanto riguarda la Regina, l'esperienza di Baroni, che è un allenatore che ha vinto il campionato a Benevento, come ricorderete, portando la prima volta nella sua storia la città sannita in Serie A, viene da esperienze non propositive sul piano diciamo personale, perché a Frosinone è finita male con la mancata salvezza, a Cremona è stato esonerato anche se lui era arrivato in un momento, diciamo, di difficoltà, a Reggio Calabria invece ha subito messo a servizio della squadra la sua esperienza, una squadra che è stata probabilmente appesantita anche dalle aspettative che si erano create attorno a un mercato con grandi nomi, ma noi sappiamo perfettamente che la Serie B non ha bisogno solo di grandi nomi, ha bisogno di forse avremo bisogno di un po' di ritorno in studio, perché sentiamo troppo basso la voce di Tullio Calzone, un po' di audio. Allora, io mi sento bene. Sì, tu ci senti bene, ok. Diamo spazio al collega Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport per Tullio.
Ciao Tullio, questa Ciao, Serie ciao. B si sta dimostrando una categoria già polarizzata. Io mi sono permesso di dire una conversazione con un amico, un addetto ai lavori, ieri sera, che a differenza dello scorso anno però non c'è questo stacco di punti tra le squadre che dovranno evitare poi la retrocessione, no? Perché a mio avviso, non credo il Pisa perché mi sembra una squadra un po' più strutturata, ma fino al Vicenza queste squadre sono tutte attaccate, 1-2 punti, quindi c'è una massa critica in negativo che circoscrive e tiene attaccata una massa di squadre che secondo me dovranno giocarsi la salvezza. Tu condividi o pensi che ci sia qualcuno che si è già staccato in positivo o in negativo? No, assolutamente, diciamo, il campionato è esattamente spaccato, come dicevi tu, in due parti, diciamo, da sotto il Pordenone, ma anche col Pordenone che non riesce a essere più brillante come la scorsa stagione, fino all'Entella. Sono tutti in gioco, anche perché poi tra i punti, tra i 9 dell'Ascoli e i 14 del Cosenza ci sono 5 punti, e dai 14 del Cosenza ai 18, ai 19 del Pordenone ci sono altri 5 punti. Poi è chiaro che dei valori sono già emersi, perché le squadre in vetta stanno facendo il campionato, stanno dettando a ritmi altissimi, la Sanità sta camminando oltre i 2 punti a partita, l'Emboli è uguale, quindi voglio dire, ci sono poi delle squadre che devono ancora recuperare, sta arrivando il Monza, il Cittadella ha 2 partite in meno, c'è una grande diciamo, c'è un grandissimo equilibrio sia al vertice che verso il basso della classifica, con una preoccupazione ulteriore, che è questa variabile Covid, che potrebbe interferire, diciamo, nei valori reali in campo delle squadre, perché come abbiamo visto nel caso del Frosinone, il clamoroso caso del Frosinone, che non ha fatto scattare i jolly pur avendo 13 contagiati al Covid, questa pandemia entra a gamba tesa su squadre di grandi ambizioni. Però se tu poi c'è un organico come quello del Frosinone, che si è potuto permettere di lasciare fuori rosa Ardemagni, uno degli obiettivi del Cosenza, e lo stesso Dionisi, che è stato un simbolo, una bandiera di 2 promozioni, vuol dire che c'è anche una società molto solida, molto forte. Non a caso hanno preso Guido Ancelotti, che ha vinto il campionato a Lecce, ha tenuto in vita il Bari per 2 anni al tramonto dell'era matarrese, ha vinto allo Spezia lo scorso anno inventandosi una squadra, prendendo i giocatori in Serie C e valorizzandoli, portando grandi, diciamo, introiti alle società. Alla società ligure basta ricordare Ocareghe, che voi avete conosciuto, è stato venduto per oltre 8 milioni di euro. Quindi voglio dire, c'è questo grande equilibrio, c'è questa variabile, e poi c'è un'altra variabile importante, che è quella diciamo, di questo fine anno, che poi porterà alla sosta e al mercato. Dopo la sosta e dopo il mercato inizierà, come sempre in Serie B, un altro campionato, e qui chi è stato bravo a intervenire e diciamo, a correggere i difetti e i limiti che sono inevitabili in una stagione così lunga, che peraltro non si è potuto avvalere lo scorso estate di un mercato pieno, perché ci sono stati tempi molto costipati. Chi sarà bravo a intervenire, a prendere, a correggere gli errori, poi alla fine centrerà quasi certamente gli obiettivi, al netto della pandemia. Grazie Tullio, ricordiamo che il Cosenza si tornerà in campo dopodomani, mercoledì giocherà a Pescara, che ha perso 3-0 a Chiavari contro l'Entella. Pescara, il Cosenza ha pareggiato 1-1 col Pisa, mentre ci sarà un altro scontro diretto per la salvezza tra Reggina e Cremonese, sempre dopodomani, mercoledì. Grazie Tullio. Grazie Tullio. A voi, grazie a voi per l'intervento. Buon anno, speriamo un anno senza pandemia e con tanto calcio. Grazie, auguri pure a te. Allora, partiamo da Gianluca Gagliardi. Hai visto quello che ha detto Tullio? Sì, ha usato il termine variabile. Io aggiungo che c'è una variabile, diciamo, rispetto agli altri anni in questo inizio di campionato, diciamo un terzo di campionato, che la classifica secondo me rispecchia quello che è stato costruito. A proposito di classifica, poi leggiamo i risultati con la classifica. Sì. Vai. Sì, stranamente, dico tra virgolette, rispecchia quelle che sono ad oggi, e sottolineo ad oggi, i valori delle rose, delle squadre, dei programmi che ogni società si è imposta.
Chiaro che ci si aspettava qualcosa in più in primis dal Cosenza, ma dove secondo me manca questa maledetta vittoria in casa, mentre dal punto di vista dei punti poteva essere qualcosa in più sul campo, ma non perché ci si doveva aspettare un Cosenza da 10°, 11°, 12° posto. Io ripeto invece, colgo l'occasione e lo dico subito, che bisogna valorizzare il lavoro che sta facendo questo allenatore e con il suo staff, mettendo magari a gennaio a disposizione qualche elemento che gli possa far fare quel salto di qualità, perché questa squadra sta dimostrando di seguire le idee dell'allenatore, di metterle in pratica, però chiaro che, come abbiamo già sottolineato 2 mesi fa, poi per vincere ci vogliono i giocatori. Per vincere ci vogliono i giocatori, dice Gianluca Gagliardi, poi sentiremo Alessandro. Allora, leggiamo qualche messaggio, Franco, prima di richiedere alla regia i risultati della classifica di Serie B. Poi c'è che mi fa gli auguri, poi fa un messaggio e una domanda molto tecnica per quanto riguarda i 2 nostri ospiti. Ok, carissimo Franco Segreto, urge assolutamente uno spaccalegna in mezzo al campo, vedi giocare con 3 centrocampisti. Se ci fosse è quello stato che dice lui, Elio Principato. se ci fosse stato lui, il Cosenza non avrebbe sciorinato quell'orrenda prestazione vista ieri. Difesa a 3 con legittimo ingrosso e Tiritiello, fuori Petre e dentro gli Ozzi. Forza lupi nostri, il mercato è vicino. Sfruttiamo meglio i calci d'angolo, possiamo segnare. Il Cosenza deve rinforzarsi in tutti i reparti, non solo in attacco, ma Borrelli non lo vedremo mai? Abbiamo visto tutti tranne lui, lo si provi una volta. Per l'attacco il problema sta nel sistema di gioco. Ieri ho visto una squadra arruffona. Dobbiamo capire che il Cosenza è una squadra di bassa classifica e sperare in un altro miracolo. Ricordiamo che questi sono i telespettatori che scrivono al nostro numero WhatsApp durante la nostra diretta. Il Pisa ha sbagliato un rigore e colpito 2 pali, meritava la vittoria, bisogna essere obiettivi. Nelle ultime 2 partite c'è stato un netto peggioramento a livello di gioco. Acquisti mirati, playoff assicurati. Alessandro Russo, subito direttore generale. Allora, continuiamo la nostra... No, io voglio leggere quello di Elio Principato, ok, così e poi richiediamo rispondere a loro. I risultati della classifica. Esatto, inforco gli altri occhiali, così poi loro ricordano un bel po' di domande fatte dai nostri telespettatori. Auguri, lo ringrazio di Elio Principato, dico ad Alessandro Russi e a mister Gagliardi se concordano con il fatto di avere un centrocampo a 3 con Bruccini, Petrucci, Sceodone per non avere l'inferiorità numerica in alcune partite. Queste sono le domande che sono state poste ai nostri telespettatori. Io direi di passare la linea di nuovo a Stella con i risultati e la classifica e poi andiamo a vedere gli highlights del Cosenza. Vai Stella. Sì, ok, allora si è giocata, ricordiamo, la 15ª giornata di Serie BKT. Abbiamo i risultati, eccoli: Ascoli Spal 2-0, Brescia Empoli 1-3, Chievo Cittadella rinviata. Ricordiamo che la partita è stata rinviata per i contagi Covid all'interno dello staff del Cittadella. Cosenza Pisa 1-1, Cremonese Monza 0-2, Frosinone Pordenone 1-1, Lecce Vicenza 2-1, Reggiana Regina 0-1, Venezia Salernitana 1-2, Virtus Entella Pescara 3-0. Andiamo a richiedere la classifica di Serie B, troviamo al comando la Salernitana con 31 punti, a seguire Empoli 30 punti, Cittadella, Monza, Spal 26, Frosinone 25, Lecce 24, Venezia 23, Chievo 20, Pisa 19, Brescia, Pordenone 18, Vicenza 16, Reggiana Cremonese 15, Cosenza Regina 14, Pescara 12, Ascoli 9, chiude la classifica Virtus Entella con 8 punti. Ritorniamo in studio. Ritorniamo in studio, Stella, e allora andiamo a girare subito le domande ai nostri telespettatori, ad Alessandro Russo e a mister Gianluca Gagliardi. Alessandro, mi pare che il refrain sia quello, no? Cosenza manca, non è una squadra ancora sotto costruzione, ci sono dei giocatori che non sono inseriti, lo stiamo dicendo da una vita, da Petre a Sacco, Borrelle non l'abbiamo mai visto, eccetera, eccetera, quindi insomma al mercato di gennaio bisognerà, come dire, stare sul pezzo, perché è un campionato a mio avviso livellato verso l'alto e quindi si rischia di compromettere poi quanto fatto di buono con la salvezza
ottenuta quell'impresa storica dell'anno passato. A te la parola. Ma sicuramente non è tutto da buttare quello che abbiamo visto fino adesso del Cosenza, anzi, il Cosenza ha un'organizzazione di gioco, ha un'idea tattica, ha fatto delle belle partite, è palesemente in difficoltà nella realizzazione del gol. I numeri dicono che nonostante si possono fare delle osservazioni sull'organico della difesa, è la terza difesa del campionato, quindi in qualche modo la difesa tiene con un super Falcone. Però non si può nascondere che, premesso che siamo in fase Covid, c'è grande rispetto per la crisi economica planetaria, per la difficoltà di tutti noi, delle famiglie e di tutti quanti. Abbiamo rispetto per i soldi e tutto il resto, però bisogna dire in maniera nuda e cruda che se il Cosenza mette sul piatto il rischio di una retrocessione e la necessità di andare sul mercato e investire un po' di soldi e prendere 3 giocatori, uno per reparto, senza prendersi in giro e mettere la squadra nelle condizioni di salvarsi, credo che le due cose non pesino alla stessa maniera. Detto crudo e chiaro, anche perché già da tempo abbiamo detto, fin dalla prima trasmissione, che Cosenza, almeno per quanto mi riguarda, avrebbe dovuto lottare per la salvezza facendo un'impresa fino all'ultima partita. Non prendiamoci in giro, perché i numeri dicono questo, il Cosenza ha delle buone qualità ma è una squadra incompleta. Incompleta perché in Serie B non può andare sempre tutto dritto e siccome l'anno scorso si sono allineati tutti i pianeti del sistema solare e il Cosenza ha compiuto una cosa metafisica, certificata dai media internazionali, meglio del Manchester City, rispetto nel post-lockdown, non possiamo pensare che tutto vada sempre dritto. Cioè bisogna far gol. Secondo, a centrocampo serve un sostituto da questi due bei interpreti che abbiamo che sono straordinari. Centrocampo a 3, lui Elio Principato parla di Bruccini, ma da quello che so io Elio dice una cosa, ma c'è l'allenatore che decide queste cose e anche ieri secondo me Occhiuzzi non ha sbagliato la partita perché di fronte aveva una squadra più forte del Cosenza, senza prenderci in giro, perché così bisogna. Quindi il Cosenza secondo me deve andare sul mercato, questo è un mio parere ovviamente, e cercare di prendere un centravanti che garantisca 10-12 gol alla squadra, senza se e senza ma. Non c'è alcun dubbio al riguardo e non possiamo prendere un'ipotesi, perché il Cosenza deve prendere un giocatore fatto, uno che sa il fatto suo. Chiaro? Questo è quello che Mister Gagliardi, non so se sei d'accordo su quello che ha detto testè il nostro amico Alessandro Russo? Alessandro è sempre categorico quando deve dire cose serie. Ma c'è il polso anche della tifoseria, Alessandro, vive tra la gente come vivo io tra la gente. Io non amo dire quello che è stato detto, quello che si doveva fare non è stato fatto, eccetera, eccetera. Ci atteniamo al presente, il presente parla chiaro, ripeto, la squadra e l'allenatore, lo staff stanno facendo un ottimo lavoro perché a mio avviso questa squadra sta dando il massimo di quello che è nelle sue potenzialità. Questo dobbiamo dare al sta dando il massimo. Non si deve assolutamente mettere in giro voci che destabilizzano questo ambiente che secondo me è la cosa sana che è nella squadra, ma soltanto far capire che non si può vivere di rendita e di conseguenza si deve cercare di essere, come ha detto Alessandra, pratici, capire dove bisogna intervenire, puntare sulla qualità. Vedi Franco, anche ieri nel vedere il Pisa, che non è il Real Madrid, attenzione, però a un certo punto togli Vito, togli Masucci, metti Marconi, metti Sibilli, metti Soddimo, cioè questi sono giocatori di Serie B. Con tutto il rispetto, quando è stato chiuso il mercato, noi abbiamo preso delle scommesse e oggi le stiamo pagando, perché questa è la verità, non ci prendiamo in giro. Vera, a partita in corso, non ti dà quello che ti dovrebbe dare un giocatore esperto, perché Soddimo va a giocare sul lato debole, l'azione nasce sempre da quel lato. Spieghiamole queste cose. Non è un caso ed è a prescindere dall'allenatore. Per l'allenatore diventa tutto più semplice se ha queste disponibilità e può muovere le pedine come meglio crede, in qualsiasi campo va a giocare. Cosa che, attenzione, parliamo sempre della stessa squadra, che è vero che
produce tanto, è una squadra che comunque aveva subito ben 28 reti, comunque i suoi nei ce li ha, magari ecco, non siamo stati bravi ad evidenziare quei nei, perché la linea difensiva del Pisa lascia molto a desiderare, composta da Meroni, no, Meroni, un ex Cosenza, è un ex Cosenza, no, uno che ha fatto la comparsa a Cosenza. Benissimo. Mister, perdonami, la interrompiamo 2 minuti per andare in pubblicità. Puoi concludere il pensiero. Mi raccomando, non cambiate canale, restate con noi. Ok, allora seconda parte di replay, 28 dicembre 2020. Allora, stava concludendo il mister, poi andiamo con Stella Battaglia per qualche altro messaggio. Sì, stavo concludendo dicendo appunto che il Pisa comunque dietro presentava una linea difensiva, non un reparto, ma nei singoli diciamo abbastanza modesta, confermato dai numeri, dai tanti gol subiti. Ecco, forse potevamo fare qualcosa in più per impensierirli, specialmente su alcuni giocatori meno esperti, non dico Caracciolo che era quello che diciamo comandava la difesa, ma esatto. Meroni o fisicamente come è successo poi con Birindelli. Ecco, magari il vecchio segreto di Pulcinella, mettere Petre su Birindelli e mettere una palla così, delle volte ti crea quell'occasione da gol senza inventarti nulla. Bravo Corsi, bravo Balui che nonostante la spinta di Birindelli, se leggi qualche messaggio poi in attesa prima della di telefonata, leggere poi qualche andiamo a vedere anche messaggio, la partita. Vai. Ok, prima di leggere qualche messaggio ho io una domanda per mister Gagliardi, posso fargliela? Non so se abbiamo già la telefonata, eh? Ok, Sì? allora vediamo chi Ok. abbiamo al telefono, niente poco di meno che Alessandro Russo, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a te, ai tuoi ospiti, auguri. Auguri direttore, grazie per aver accettato l'invito. E qui abbiamo Alessandro Russo e il nostro Gianluca Gagliardi che naturalmente ci sostiene per la parte tecnica. Allora direttore, ennesimo pari del Cosenza in casa che non riesce a vincere, diceva un allenatore molto importante che è Claudio Ranieri quando eri in Inghilterra col Chelsea prima e con l'Leicester, ragazzi se qui non si vince una partita in casa rischiamo fortemente. È d'accordo Mirabelli? Qualche partita bisogna pur vincerla per arrivare agli obiettivi. Ho visto la partita con il Pisa, è stata alla fine un punto guadagnato perché il Pisa era, insomma, fin dai primi minuti ha sfiorato più volte il gol, però il Cosenza, come hai detto bene tu, deve iniziare a fare qualche vittoria per poter arrivare a una salvezza tranquilla, e quest'anno è un campionato perché sono squadre importanti, quindi dobbiamo stare lì sul pezzo. L'importante comunque è aver preso un punto e anche un passettino alla volta, ma quel passettino va fatto. Alessandro Russo diceva che il Cosenza deve tornare sul mercato, c'è un direttore sportivo Trinchera che naturalmente si sta guardando intorno, ma se ci fosse stato Massimiliano Mirabelli cosa avrebbe detto al presidente Guarascio? Presidente, dobbiamo mettere praticamente sul pezzo questa squadra, in quali ruoli secondo Mirabelli? No, non mi permetterei mai, no, che avrei detto una battuta, bisogna mettere mano al portafoglio, però se Trinchera... vabbè, ma questo significa che per mettere mano al portafoglio bisogna comprare dei ragazzi, i giocatori, sì, no? ma c'è Trinchera che conosce bene, sta facendo un grandissimo lavoro in questi anni, quindi conosce abbastanza bene la sua squadra insieme al suo allenatore Chiuzzi, quindi credo che loro abbiano le idee abbastanza chiare. Sicuramente magari quando non riesce a vincere qualcosina ti viene, perché mi sembra che non subisca tanto il Cosenza, forse... No, è una delle migliori difese del campionato, dobbiamo essere onesti. Appunto, qualche gollettino in più servirebbe, magari già loro sono sicuro che avranno le idee chiare su chi prendere anche lì davanti. Massimo, prima di dare la parola agli ospiti volevo chiederti questo cambio Toscano-Baroni in panchina, praticamente Baroni che ha preso il posto di Toscano a Reggio Calabria dopo il pari in trasferta di Vicenza contro il Lanerossi, è arrivata questa vittoria contro la Reggiana. Baroni e Reggio Calabria, può essere l'allenatore giusto al posto giusto? Ma guarda, questo poi dopo sarà il tempo a dirlo. Di sicuro ci dispiace tanto a noi tutti per Mimmo, perché anche lui sta facendo un lavoro straordinario nella sua Reggio, però sappiamo che il calcio è fatto in questo modo, magari forse
inizialmente troppe aspettative hanno fatto sì che si arrivasse a una decisione del genere, perché quantomeno alla fine la Regina secondo me sta facendo il suo campionato dignitoso, perché anch'essa deve pensare secondo me a salvarsi, perché ripeto è un campionato difficilissimo quest'anno, dove c'è grande lotta e dove io faccio fatica a pensare a chi potrà vincere il campionato e a chi potrà a retrocedere, perché sono tutte formazioni abbastanza forti. Allora, Alessandro Russo, iniziamo con le domande per il nostro direttore, visto che lo abbiamo. Ieri ho visto in campo un Cosenza che ha sofferto il Pisa, però non è stata la migliore partita del Cosenza, ma è sempre stata una partita concreta, perché bisogna dire che Occhiuzzi ha dato un'identità ben precisa alla squadra, sta lavorando molto bene e bisogna sostenere questo progetto tattico e tecnico dell'allenatore. C'è in questo lavoro la presenza anche finalmente di un ragazzo, di un giovane delle giovanili che è stato lanciato, no? Questo Sueva, che per la verità ieri in una partita dove al San Vito quando piove bisogna essere giocatori fatti per fare gli uno contro uno, non si dita qualche volta, però mi sembra un giocatore che abbia buoni numeri. Lo conosci? Cosa ne pensi di questo giovanotto che sta infiammando i cuori dei supporter del Cosenza, Sueva? Sì, quando poi abbiamo qualche ragazzo che esce dal nostro settore giovanile è un piacere, poi dopo bisogna avere tanta pazienza, perché poi dopo questi ragazzi possono subire magari qualche momento negativo della propria squadra, momenti non facili, quindi anche su queste cose bisogna, ma questo l'ha sempre fatto Cosenza, quindi come ambiente ha sempre sostenuto i suoi ragazzi, quindi bisogna dargli del tempo e sono sicuro che magari anche insieme ad altri ne usciranno fuori. Mister Gagliardi, allora per Massimiliano Mirabelli. Io colgo l'occasione innanzitutto affettuosamente di salutarlo, fargli gli auguri di un Natale fatto e di un ottimo fine anno, sperando Grazie. che porti via l'epidemia e rientri nel calcio che conta. Questo è quello che tengo a dire al direttore perché stimo tantissimo. Grazie Gianluca, purtroppo questo 2020 ce lo dobbiamo dimenticare veramente tutti, perché deve andare via, siamo educati, siamo in fascia oraria che non possiamo dire quello che dove andare questo 2020, però tutti lo pensiamo, perché veramente è stato un anno difficile per tutti, speriamo che ci riporti alla normalità in ognuno di noi, perché veramente non ne possiamo più. Grazie. Massimo, per il futuro sei ottimista su Cosenza e Regina, giusto così a volo? Dobbiamo essere ottimisti e dobbiamo pensare che pur essendo un campionato difficile, ma Cosenza e Regina dovranno lottare, perché sono due bellissime realtà e speriamo che un domani possano lottare per altri traguardi che se lo meritano. Grazie al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, auguri di buon anno Massimo e grazie per aver partecipato. Buon anno a voi, un abbraccio. Grazie. Stella, vai e poi allora gli highlights del Cosenza che ce lo chiedono, vai. Sì, avevo una domanda per mister Gagliardi. Prego. Un Cosenza per nulla concentrato, che perde palla, che prova in malo modo a recuperare un primo tempo. Tanta amarezza, tanta rabbia e delusione. Tu come pensi che mercoledì contro il Pescara schiererà il mister la sua squadra? Questa è una domanda un po' difficile. Ogni 3 giorni, sai, può succedere di tutto. Sono anche un Io po' per quello che ho capito e vedo e stimo tantissimo Roberto Chiuzzi, continuerà con le proprie idee sul lavoro che sta svolgendo, perché un allenatore si deve preoccupare quando la squadra non produce, quando la squadra non arriva alla conclusione. Dal punto di vista delle prestazioni, eccetto le ultime 2 partite laddove, ripeto, nel calcio non esiste solo una componente tecnico-tattica, c'è una componente psicologica e l'aspetto, ecco, questa mancata vittoria casalinga probabilmente sta pesando nella testa e sulle gambe dei giocatori. Io ritengo che sia questo il reale problema di questa squadra al momento in casa. Ok, allora vediamo un attimo dalla regia, ringraziamo Enzo Leonetti, Luca Chitto e poi Massimo Fino che dirige le camere.
Vogliamo partire con gli highlights del Cosenza, questo 1-1 contro il Pisa in un secondo tempo da 300. Andiamo a vedere, grazie. Secondo pareggio casalingo consecutivo per il Cosenza, che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria fra le mura amiche. I lupi nell'ultima sfida al Marulla del 2020 non ce la fanno a centrare il successo e si accontentano del pari. Ma quanta fatica! Al prontivia il direttore di gara concede il tiro dagli 11 metri ai toscani per un fallo di Bittante su un attaccante ospite, nonostante le proteste dei padroni di casa che recriminano perché il fallo è avvenuto fuori dall'area di rigore. Sul dischetto si presenta Vido che fallisce l'occasionissima calciando sulla traversa. La squadra di D'Angelo non demorde e poco dopo Falcone devia in corner questo tiro dalla distanza. Ancora brividi sugli sviluppi del corner, Palombi a 2 passi dalla porta colpisce in pieno il palo e al 27esimo è ancora lui protagonista con un diagonale che Falcone è costretto a deviare con i piedi. Alla mezz'ora il Cosenza prova a pungere, azione manovrata ma la conclusione di Carretta è da dimenticare. I lupi provano a spingere sull'acceleratore e al 34esimo sponda di Petre per Bittante che calcia di prima intenzione senza però impensierire Perilli. È il preludio al gol che arriva prima del riposo, assist del capitano Corsi che vede l'inserimento di Balulì in aria che non deve far altro che spingerla in rete. In apertura di ripresa Corsi ci prova dalla distanza ma la palla termina fuori, poi Mazzitelli prova il pallonetto ma Falcone è attento e smanaccia in corner. Sotto una pioggia incessante i padroni di casa provano a chiudere la sfida ma prima Corsi e poi Sciaudone sono poco precisi, ma la palma di giornata peggiore va ancora una volta a Palombi che alla mezz'ora grazie ad una palla persa ingenuamente dai lupi a centrocampo servito in aria dai compagni colpisce ancora un palo. Uker di testa, poco dopo non sbaglia e ristabilisce la parità e sui titoli di coda il Cosenza rischia di capitolare, ma l'arbitro manda tutti sotto la doccia, i lupi conquistano un punto e guardano al prossimo impegno mercoledì con il Pescara. E allora abbiamo visto Carastella e Toile, come ti chiamano tanti amici, salutiamo Fabio Sì, Vincenzi, Stella in francese. il nostro Fabio che ci segue sempre, Vincenzi. E abbiamo visto la partita perché ce l'hanno chiesta in tanti, perché molti non l'hanno vista ieri su DAZN. Allora, andiamo ancora con i messaggi, visto che ne arrivano tantissimi. Sì, ce ne sono più di 200, proviamo a leggerne qualcuno. Salve, penso che il Cosenza sia una buona squadra e serve pazienza. È anche vero che siamo già a gennaio ed il cambio di rotta deve essere attuato. Organico decisamente scarso con alcuni elementi di quarta serie, così si va direttamente in Lega Pro. Di quarta serie? Sì, così hanno scritto. Santuccio. Una domanda per Alessandro Russo, Cuore Granata. Si parla di un interessamento per Giuseppe Rossi, a mio parere è un ex giocatore, e per Milico e Tuminiello, anche lui martoriato dagli infortuni. Cosa ne pensi? Di Milico? Che il Torino ha una nidiata di giocatori molto importanti, che però bisognerà capire qual è l'obiettivo del Cosenza, perché Milico è un giocatore che ha già sta andando in banchino, ha fatto Serie A, è un giocatore di esperienza, bisogna vedere se il Toro sarà disposto a farlo girare dalle parti della B oppure vuole tenerlo, questo è tutto da vedere. A mio avviso il Cosenza, tornando a ieri, Franco, perché ho sentito, parlavamo anche del mancino, ne ha parlato pure Gianluca, di Vera, è un giocatore che secondo me, cioè ieri giocare al San Vito con quelle brume, con quella pioggia, in quella situazione, o si è giocatori oppure si fa difficoltà. Vera secondo me ha anche un po' in difficoltà dal punto di vista ambientale, proprio un colombiano, bisogna vederlo in questa, ieri era una partita quasi nord europea, poi il San Vito spezza le gambe quando piove forte, era una partita, e quindi al di là del problema tecnico c'è anche un problema temperamentale. Ho visto Sciaudone che chiamava alla carica la squadra. Bravo, a proposito di giocatori di categoria. Ieri mi sono piaciuti. Parliamoci chiaro, Sciaudone è il giocatore in più in questo momento di questa squadra. Davanti, secondo me, anche dall'altra parte Corsi ha messo grande esperienza. Secondo me il Cosenza ha bisogno anche di un'alternativa mancina dietro, no? Come no? Un'alternativa mancina, e poi bisogna capire cosa fare a centrocampo, perché se va via Bruccini, come
pare probabile e necessario forse trovare... Alessandra, mi dicono che forse passerà all'Alessandia, tu che fai calciomercato, non più alla Reggina. Vediamo, ci sono un po' di squadre che lo vogliono, l'agente di Bruccini, Coti, è uno molto bravo a trovare soluzioni, è quello che ha scoperto Zaniolo, giusto per intenderci. Quindi lui ha insistito molto perché il Cosenza gli prolungasse il contratto. Ripeto ancora una volta, visto che siamo in ottica mercato, il Cosenza cerca sicuramente un centravanti, un giocatore d'attacco, poi deve sfoltire la rosa e deve trovare anche la tutela per chi ha già in organico, perché ripeto, Sueva non ha ancora il contratto da professionista. Sciaudone forse gli andrebbe rinnovato il contratto, non lo so. Ci sono delle mosse generali che mettono il gruppo storico nella tranquillità di dover fare questa battaglia nella seconda parte del campionato, perché la seconda parte del campionato il Cosenza ha 14 punti, tutti ci auguriamo che il Cosenza possa giocare a 20, realisticamente non è facile, il girone di ritorno sarà difficilissimo e bisogna essere uniti con giocatori a scadenza, non sarà facile e quindi bisogna trovare il modo. Il tuo messaggio è arrivato, Alessandro. Se un giocatore ha il contratto è più tranquillo, va in campo con maggiore sicurezza e tranquillità e serenità, altrimenti può succedere di tutto e di più. Gianluca Gagliardi e poi i messaggi. Sì, ho una domanda per il mister Gagliardi. Infatti, questo volevo chiedere. Ok, il rumeno Petre ha bisogno di un po' di tempo in più per ambientarsi nel campionato di Serie B italiano. Borrelli non gioca, ma per il Cosenza il tempo è tiranno. Chiaramente per la sua classifica deficitaria. Cosa occorre fare secondo te nel mercato invernale? Ve lo stiamo dicendo perché quasi... lei dice giustamente la domanda è Borrelli non gioca, Iozzi è quello che è, non si è dimostrato alla te. Si parla di Simero, ho letto da qualche parte, per carità, non lo conosco e non posso, lo ricordo a Rende questo Simeri. Si parla di Tuminello che ha avuto grossi problemi, si parla di Pepito Rossi, grossi problemi di infortuni, Alessandro. Insomma, qui bisogna trovare, come dicevi tu, secondo me, e forse mi sostituisco al mister, non me ne voglia, un attaccante di categoria, fatto, che sia dal punto di vista fisico a posto. Sì, soprattutto motivato, e la motivazione quando parli di un giocatore fatto viene da quello che dice Alessandro, non si inventa nulla neanche in questo caso. Mi dispiace. Per esempio la gestione di Bruccini penso che sia stata completamente errata, perché il ragazzo doveva andare via e il Cosenza doveva farlo andare via, perché disperdere poi un giocatore che comunque l'anno scorso è stato uno degli artefici. Cioè ieri poteva entrare, voglio dire. Ma io non parlo di ieri, parlo in generale, cioè quando si arriva a 33-34 anni un giocatore ha bisogno di certezza e glielo dai il contratto. Se non gli rinnovi il contratto, non gli allunghi il contratto, gli dai la possibilità che era meritata sul campo e fuori dal campo, visto che parliamo di quello che poi ha portato la fascia del capitano, di andare da un'altra parte. E prendi un giocatore motivato di categoria alla stessa stregua di Bruccini. Questo non me ne voglia nessuno, attenzione, io sto parlando del ragazzo perché mi dispiace vedere Bruccini messo in croce un po' come se fosse uno che, diciamo, si stia risparmiando, invece non è così. Con quello che hai detto tu, parlare di Simeri, parlare di Tumminé, parlare di nomi, secondo me il Cosenza ha bisogno di un attaccante motivato, di uno che mangia la porta, vede la porta come la cosa più bella che c'è nel mondo ed ha bisogno di questo tipo di giocatore. Alessandro Russo, mi dicono che probabilmente non si giocherà la partita del Frosinone, l'ultima notizia, Alessandro? Probabilmente. Vai. Sì, no, la notizia è che, quello che dicevo poco fa, a microfoni spenti, è che probabilmente Pisa-Frosinone non si giocherà perché il Frosinone vorrà utilizzare il Jolly. Il Jolly bonus Covid che non ha utilizzato che non ha utilizzato adesso. C'è da dire un'altra cosa, sempre a proposito del Cosenza. Il Cosenza come attaccante vorrebbe uno alla Strizzolo, quello della Cremonese. Giusto che è infortunato in questo momento, guarda vorrebbe un giocatore di quel tipo. Ardemagni no, non arriva Ardemagni, almeno al momento, perché c'è un'altra squadra su Ardemagni, anche se il Cosenza magari lo ha sondato. Senti, mi scrivono di Dionisi, Alessandro, Dionisi? Dionisi è andato un'altra diretta concorrente del Cosenza. Vai.
Stiamo dando tantissime notizie. Dionisi è entrato una diretta concorrente del Cosenza, Ardemagna al momento no, Millico sta andando in panchina col Torino. Insomma, tante notizie una dietro l'altra. Pisa-Frosinone che non si giocherà causa Covid per il Frosinone. Vai Stella. Sì, domanda da Alessandro Russo. Manca il laterale destro, un centrale in difesa, un centrocampista che sostituisca Bruccini, Asensio e un'altra punta. Concordi? Asensio purtroppo è infortunato, vogliamo dire che è infortunato e ne avrà fino a fine febbraio, prima di marzo, è in forza al Pescara il signor Asensio, la squadra che il Cosenza incontrerà dopodomani dove c'è il signor Galano da tenere d'occhio. Io devo dire che i due destri il Cosenza ce l'ha perché c'ha Capitan Corsi e c'ha Bittante, manca un sostituto naturale, un mancino naturale. Se vedete le partite, quando esce Corsi, Bittante si sposta dall'altra parte o viceversa. Vera va a sinistra e Bittante a destra. Vabbè, e quindi manca invece un mancino, un sostituto. È chiaro che parliamo di tanti acquisti, il Cosenza se riesce a scalare degli uomini probabilmente avrà la possibilità di farli questi 3-4 innesti. Il direttore Trinchera non ha mai sbagliato il mercato di riparazione però qualcuno ci scrive che sbaglia quello d'estate, caro Alessandro, sbaglia quello d'estate, non me ne voglia Trinchera insomma, però quello d'estate ha preso dei giocatori che al momento non si sono inseriti, mettiamola così. Alla fine della rumba, noi nella puntata in cui era ospite il direttore Trinchera, se ricordate bene, io ho fatto notare come mai dobbiamo sempre arrivare al mercato di riparazione. Questa è una domanda che vorremmo chiedere a Trinchera. È un problema di marketing, secondo me, più che un problema di marketing. Un problema di volontà. Noi abbiamo una società molto seria che è precisa nei pagamenti, che fa le cose con attenzione, chiaramente non possiamo lamentarci, però la Serie B, per lasciare la parte delle sabbie mobili, è inflessibile, Franco, no? Tu ne hai visti, come no? Ne hai visti diversi campionati di Serie B, io ne ho visti pure diversi, comincio, come dicevano i cibernauti bolognesi, i filosofi bolognesi degli anni 90, a usmare, appena entro al San Vito, sento fiuto il pericolo, fiuto che partita è. Ormai questa Serie B la conosciamo bene ed è una brutta gatta per il Cosenza, ancora stavolta, e servono giocatori di categoria, come è stato fatto 2 anni fa, dove sono arrivati Embalo e Sciaudone. Vi ricordate? Lo scorso anno è arrivato Asensio e Casasola. 3 anni fa è arrivato Okereke. Ma servono poi è arrivato Okereke in Serie C, servono 2-3 giocatori veri. Se ne tolgano 5 e se ne prendano 3 veri. Io la vedo così. Concordo. Gianluca che ha fatto il mister, e ricordiamo sempre, perché a chi non lo ricordasse, che è anche merito suo se la pubblicità in Serie B, perché ha portato perdonami Alessandro, importanti. C'è il signor Leonetti che altrimenti va in tilt. Vi lasciamo qualche secondo per andare in pubblicità, torniamo subito. Allora, terza ed ultima parte di replay, ci sono tantissimi messaggi, li abbiamo sciorinati quasi tutti. Carastella, se vorrebbero vedere il Cosenza in una posizione di classifica diversa, io comunque, come diceva anche Massimo Mirabelli, sono positivo per quello che sta facendo Chiuzzi, sperando naturalmente nel mercato di gennaio e sperando in quello che riuscirà a fare la società, con in testa il presidente Eugenio Guarascio, che salutiamo, che si è reso conto anche lui che praticamente il Cosenza ha il peggior attacco del campionato. Vai Stella. Abbiamo le designazioni arbitrali per Pescara Cosenza che si Chi la giocherà dirige? mercoledì. La sezione CAN dell'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 16ª giornata di andata del campionato di Serie B KT. Pescara Cosenza sarà diretta dal signor Marco Serra di Torino, coadiuvato dagli assistenti signor Matteo Passeri di Gubbio e signor Gaetano Massara di Reggio Calabria. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Daniele Paterna di Teramo. Paterna di Teramo. Allora, questo Rossi ci sono dei precedenti, mi pare, no? Puoi leggere giù quello che ha arbitrato col Cosenza? Sì, devo leggere quello che sta le ultime due partite che ha arbitrato per il Cosenza. Andiamo subito a vedere. Allora, sono 4 i precedenti del fischietto piemontese con i Lupi, Serie D 2011-2012, Serie B 2018-2019. Dimmi le partite. La 33esima giornata Padova-Cosenza, poi ha arbitrato la 23esima giornata in Serie B del 2019 Cosenza-Benevento. Il risultato? Il risultato ha avuto 0-1, Serie B 2019
2019-2020, la 31esima giornata giocata tra Cosenza Trapani con il risultato 2-2. 2-2 contro la formazione di Castori. Buon pomeriggio a Gabriele Martino, eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie direttore per essere con noi, abbiamo Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport e Gianluca Gagliardi, allenatore già di Cosenza e Triestina. Vogliamo inquadrare allora questo campionato fin qua, dopo 15 partite di Cosenza e Reggina, direttore Martino? 15 partite che già la dicono lunga, secondo me, sugli obiettivi da poter raggiungere da parte delle squadre che partecipano a questo campionato e in primis delle due calabresi. Certo, se questo è il cammino delle prime 15 partite, tutto fa pensare che le due calabresi debbano soffrire anche nel girone di ritorno per il mantenimento della categoria. Il Cosenza che ancora non riesce a trovare acuti importanti per tirarsi fuori da questa classifica difficile, è la Reggina che, malgrado le aspettative fossero ad inizio stagione di ben altra caratura come organico, divide con gli amici di Cosenza il quartultimo posto. Tutte e due sono a play-out al momento. Se finisse oggi, per fortuna no, le due calabresi si scontrerebbero per evitare la Serie C. Diciamo che molto importanti saranno, secondo me, queste 4 partite che dividono il campionato dalla fine del girone di andata. Ecco, mi riferisco soprattutto al Cosenza. Secondo me è molto importante che in queste ultime 4 gare riesca a trovare un paio di acuti molto forti per dare segnali importanti di una squadra, insomma, che possa soffrire meno di quanto abbia sofferto l'anno scorso, per poi avvicinarsi appunto alla fase suppletiva del calciomercato e provare a mettere gli innesti che sicuramente il direttore assieme all'allenatore sapranno fare. È chiaro che quando l'anno scorso il Cosenza ha raggiunto la salvezza, nel modo che tutti ricordiamo, all'ultima giornata, era sperabile che quest'anno si soffrisse di meno. Certo, 15 partite sono tante, ma per fortuna c'è ancora tantissimo da potersi giocare. La Reggina, direttore, questo cambio da Toscano a Baroni? Ma io credo che Toscano non avesse grandissime responsabilità nella classifica della Reggina, un organico che è stato nelle prime 15 partite falcidiato da infortuni importanti, da calciatori espulsi che si facevano, che non riuscivano a finire la partita o per espulsione o per infortuni, e quindi non nelle condizioni ideali. Il cambio dell'allenatore evidentemente lo hanno ritenuto indispensabile. L'arrivo di Baroni ha modificato qualcosa in ambito di disposizione tattica in campo, da un sistema difensivo a 5, a me piace chiamarlo a 5 mentre tanti altri lo chiamano a 3, ma viste le caratteristiche dei due esterni, quella di Toscano era più un sistema difensivo a 5. Si è passato
si è passati ad un sistema difensivo a 4 in 3 partite. In 3 partite dopo la pesante sconfitta interna Baroni è riuscito a portare 4 punti da 2 trasferte insidiose come Vicenza e Reggio Emilia, Reggio Emilia ieri, su 2, chiamiamole, contro 2 squadre di pari classifica più o meno, al di là dei punti che li separano, e quindi anche qui la Regina adesso ha la possibilità nelle prossime 2 successive gare, interna una con la Cremonese, esterna l'altra contro l'Ascoli, a misurare un pochino la propria sono scontri di bassa classifica. Direttore, siamo un po' in ritardo, c'è Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport che vuole fare una domanda. Buonasera direttore. Buonasera a lei. Le manca un po' l'hotel Hilton di Milano, dove io ho avuto il piacere di conoscerla poi di persona, quando lei è un vecchio operatore di mercato, nel senso un operatore esperto, un calciomercato che è molto cambiato, che adesso vive solo di telefono, direttore. Sì che mi manca perché comunque era un calcio diverso, mancano i rapporti umani, oltre che chiaramente parlavi di altri calciatori, di altre trattative, di altri club e di altri personaggi. Certo che mi manca, ma devo dire che con grandissima umiltà ed entusiasmo mi sono tuffato in una nuova esperienza che al momento mi trasmette veramente voglia di tornare a fare qualcosa di buono. Con la Vigor Lamezia, direttore, vero? Sì, con la Vigor Lamezia è una società che è presieduta da un imprenditore giovanissimo, il dottor Felice Saladini, persona ambiziosa che vuol portare... Insomma, la sua esperienza, voglio dire, poi aiuterà sicuramente a far risalire la Vigor, direttore, sì, la sua esperienza. Grazie per essere intervenuto, direttore, grazie. Buon anno, buone festività, grazie per la partecipazione al replay. Per il nuovo anno. Grazie. Stella, vai. Sì, abbiamo qualche messaggio. Siamo in ritardo, vai. Sì, siamo in ritardo. Buon pomeriggio, abbiamo ottenuto un punticino importante contro un avversario che meritava la vittoria. Finalmente un po' di fortuna, arriveranno le vittorie Forza Cosenza. Per giocare in Serie B non ci vogliono giocatori che hanno un nome, sono già arrivati, ci vuole gente che corre, che si vuole fare un nome e la Serie C è piena. Chiedete a Orsino del Crotone, vedi Messias. Salutiamo Orsino. Ma che razza di calciomercato si sta preparando? Sembrerebbe che il tanto decantato programma sia proiettato per una dolorosissima retrocessione. Mamma mia. Con grossissima responsabilità di un presidente che cerca sempre il colpo di fortuna. Bisogna essere onesti. Lo staff tecnico ha anche le sue colpe, non dimentichiamo che Falcone per il momento è artefice in gran parte dei 14 punti. Possibile che non si capisca che tutti i gol partono dal marcatore di Idda e tenere schiavi con 369 partite. È infortunato Schiavi, è arrivata una nota adesso, fa il lavoro differenziato e non è partito con la squadra a Pescara, la squadra è partita poco fa. Ok, facciamo allenare il Cosenza Gianluca Gagliardi. Vabbè, non si firmano i telespettatori, questi sono i messaggi che arrivano. Se avessimo vinto con il Pisa eravamo a quota 16 e all'Adriatico potevamo anche sognare. Al Cosenza oltre all'attacco manca pure un difensore a destra dove ha preso quei pochi gol. La parola a te, Franco. Sì, la parola a me. Io direi subito di andare a vedere, amici carissimi, il prossimo turno perché come dicevamo il tempo stringe. Ho già anticipato sia col direttore Mirabelli che col direttore Martino, le prossime partite si giocheranno mercoledì, quindi dopodomani. Il Cosenza in trasferta a Pescara che viene da praticamente una sconfitta a Chiavari contro l'Entella per 3-0. Sì, sempre mercoledì 30 dicembre, esatto. Sì, abbiamo Cittadella Lecce che si giocherà alle ore 15, sempre turno pomeridiano Pescara Cosenza ore 15, Pordenone Reggiana ore 15, Regina Cremonese ore 15, Monza Salernitana alle 16, Pisa Frosinone abbiamo detto non si giocherà, okay. No, ancora non si sa. Deve essere ufficializzato. Ok, Empoli Ascoli ore 18, Vicenza Virtus Entella ore 18, sempre mercoledì 30 dicembre, abbiamo Spal Brescia ore 18, Chievo Venezia ore 21. Alessandro Russo, allora ci proiettiamo in quel di Pescara che ha cambiato allenatore,
c'è per quanto mi riguarda un bravo allenatore oggi a Pescara che si chiama Breda, uno che praticamente è molto esperto della categoria, 3-5-2, il suo credo tattico, lo ricordiamo anche alla guida della Regina, in B. Insomma, che partita sarà? La partita dovrà farla tendenzialmente il Pescara, e questo potrebbe essere un'arma positiva per il Cosenza, anche se il Cosenza fuori casa abbiamo visto che prende palla e prova a farla lei la partita, quindi bisognerà capire come imposterà la gara Occhiuzzi e quale sarà l'approccio anche del Pescara. Il Cosenza deve andare a Pescara per vincere, non per pareggiare. Questo è il credo di Occhiuzzi, è il credo della Serie B e lo dice anche la classifica. L'obiettivo è andare lì per fare 3 punti, anche perché questa cosa del fattore campo, scusate, non vorrei sembrare iconoclasta e sovversivo, serve e non serve, perché senza pubblico dire che si gioca a ovest o ad est mi sembra un po' così. Infatti si vede che i risultati sono un po' estemporanei, no? Il fattore campo non esiste. Come esiste questo fattore campo? Si gioca a Pescara logisticamente, ma le partite vanno giocate tutte. Il Cosenza deve tirare fuori 6 punti da queste partite, matematicamente, dovrebbe tirarli fuori. Non si può analizzare un filotto di partite, ma bisogna giocare una gara alla volta. Questa è una gara molto insidiosa perché è una squadra con caratteristiche particolari, tra altre cose è partita molto male, adesso ha ripreso un po' di sensazioni positive. Ha preso 3 gol a Chiavari in un campo difficile dal punto di vista logistico, perché è un campo piccolo, conosciuto, con Lentella che era all'ultima chiamata del campionato. Ti chiedo scusa, mi chiedono la formazione del Pescara che ha giocato a Chiavari contro Lentella, un 3-5-2 che io vado subito a leggere, poi naturalmente sarà Breda a portare gli accorgimenti del caso oppure a riconfermare quella formazione contro Lentella. Fiorillo tra i pali, Gut, Bocchetti e Scogliamiglio, poi faremo dire qualcosa a mister Gagliardi su questa formazione, e Bellanova Omeonga, il centrocampista che doveva arrivare l'anno scorso a Genova Cosenza, poi non se ne fece nulla, Valdifiori, centrale di centrocampo, Maestro, ex Salernitana, e Jarozinski in attacco, Galano e Bocic. Che squadra è questo Pescara? Ma intanto fammi dire che presumo che l'atteggiamento tattico sarà quello, ma cambieranno sicuramente qualche componente, esatto, perché pensare che a distanza di 48 ore possono essere tutti in grado di reggere queste partite una dietro l'altra mi sembra un po' impossibile. Quindi sì, il Pescara, come hai detto bene già tu, sottolineando l'allenatore che io apprezzo tanto, Breda, che conosce bene la categoria. La squadra è stata fatta sulle disgrazie dell'anno scorso, quando il Pescara ha speso tanto e ha racimolato una salvezza veramente quasi ai livelli del Cosenza, visto che ha dovuto fare il play-out. Mista di gente esperta, quale Galano, Valdifiore, eccetera, eccetera. Ma Valdifiore ex Empoli, mi pare, no? Ex Empoli, ex Napoli, ex in tutto, ritengo io. Torino. Ex Torino, sì. È un giocatore valido tecnicamente, ma che Scogliamiglio lo conosciamo, molto lento, sì. Un ex, no? Quello che sicuramente non dovrà mancare è partire subito alla grande, perché questa è una partita che durerà, si determinerà nei 60 minuti fino a quando reggerà l'aspetto fisico e mentale delle due squadre. Stella, c'è una domanda? Sì, ho una domanda per mister Gagliardi. Vai. Mister Occhiuzzi, in un'intervista che ho riguardato ieri sera, ammette di essere partiti male e che dovevano palleggiare meglio nello stretto per uscire, palla al piede, ed impostare l'azione. Cosa ne pensi? Ma se lo ha detto vuol dire che era una cosa che ha provato e che sicuramente poi non si è verificato in campo. Io ritengo che ecco, questo centrocampo che è specie in fase... Puoi rispondere, Elio Principato, ti andrebbe un centrocampo, tu che fai l'allenatore, no, a 3 Sciaudini e Bruccini? Io penso che, ripeto, io sono... Sciaudone, Bruccini e Stimo Petrucci. molto quello che sta facendo Roberto e presumo quindi che... rimanereste col centrocampo a 2? Ma no, perché il centrocampo può diventare a 3 anche con lo stesso atteggiamento, sì. Se fai stringere gli esterni, se fai rientrare la mezza punta come ieri poteva essere Balui, che ti marcava uno dei 3 centrocampisti loro. Il problema è quando poi vengono a mancare appunto un po' di ossigeno, la squadra si allunga e di conseguenza lì devi essere pronto ad intervenire. Alessandro, mi chiedono se Occhiuzzi cambierà qualcosa all'Adriatico di Pescara. Secondo te chi? Non lo so, chi non lo so, qualcosa probabilmente in ottica turnover deve... Certo il Cosenza non può prescindere secondo me da Sciaudone e da Petrucci, perché sono 2 giocatori che imprescindibili.
Potrebbe tornare Tiritiello dal primo minuto. Magari ci sarà un turnover in difesa, vediamo se il giovanotto Sueva sarà impiegato al primo minuto, soprattutto se è una gara a campo asciutto. Io credo molto in Sueva, nel senso che mi sembra un giocatore imprevedibile, no? È un giocatore che forse per il quale non sono state prese le misure. Una cosa devo dirla, Prego. una cosa che ha detto anche Occhiuzzi, a mio avviso dopo la prima fase di sorpresa del Cosenza gli avversari ci hanno un po' preso le misure, perché ci hanno studiato, perché il Cosenza giocava troppo bene per essere vero e adesso hanno preso delle contromisure. E tu devi essere bravo a prendere le altre. Chi vive di pallone saprà come trovare un'altra contromisura. Un'altra contromisura, quindi Famoso piano B. le famose giuste contrarie, si diceva un tempo, no? Le giuste contrarie del maestro Italo Cucci. Vai Stella. Alessandro Russo, se non sbaglio, dopo i primi 5 pareggi hai detto adesso le squadre che affrontano il Cosenza si devono guardare. Da che cosa siamo? E da che cosa? Siamo la squadra più scarsa della Serie B. E stiamo per messaggi perdere negativi oggi, troppo e negativi. stiamo per perdere un Alessandro, ma come matrimonio mai per la tutti questi città? messaggi negativi Ma io, oggi? non sono io ho detto che non è tutto da buttare quello che ha fatto il Cosenza, anzi, che ha fatto anche delle belle partite, però la squadra sicuramente, più di questo non può fare, amici telespettatori. Lo stai dicendo in tutte le lingue. Io credo che quando si dice 2 mesi fa che dovremmo lottare per la salvezza, si diceva una cosa onesta e trasparente. Questo è. Ma che il Cosenza sia la squadra più scarsa del campionato non credo. Intanto dal punto di vista del gioco non lo è sicuramente, perché ci ha fatto anche divertire. Chiaramente ha dei difetti. Terza difesa del campionato, peggiore attacco del campionato. Non è Alessandro Russo che lo dice, ma lo dice la matematica. I numeri. Allora, Gianluca, perché tutti questi messaggi negativi? In fin dei conti si è pareggiato ieri sera, è stata una buona questa è la prestazione. cultura per gran parte dell'italiano della gara. Ma medio, perché? non tanto del coseddino perché assolutamente, ma dell'italiano medio, quello di avere il morale sotto i tacchi se non arriva la vittoria e poi esaltarsi facilmente per una vittoria. Invece confermo e ribadisco, attenzione, questa squadra ha bisogno del sostegno anche da fuori, anche dall'esterno. Anche con i social, insomma. Sì, perché poi ripetiamo sempre la stessa cosa, ma la B è un patrimonio che ha un valore inestimabile in questo momento, perché poi il calcio non esiste più. Allora, siamo giunti ai saluti finali e naturalmente buon anno, cedo la parola a Stella ricordando che il Cosenza giocherà mercoledì all'Adriatico a Pescara alle ore 15 contro il Pescara di Breda e sempre alle ore 15 mercoledì la Regina ospiterà in casa la Cremonese. Stella, a te per la chiusura. Grazie Franco. Allora vi ringraziamo per averci seguito. Con Replay ci ritroviamo martedì 5 gennaio, considerando che lunedì prossimo si giocherà Empoli-Cosenza alle ore 6. Cosenza-Empoli alle ore 16, quindi ci rivediamo con Replay martedì 5 gennaio, ore 15, in diretta sempre qui su Teleeuropa Network. Per la trasmissione di oggi ringraziamo il coordinatore Franco Segreto. Grazie a te. E i nostri ospiti in studio per aver accettato il nostro invito. Grazie mister Gagliardi. Grazie, buon anno a tutti. Grazie Alessandro Russo, buon anno a tutti voi. Arrivederci.